lo alzo io. Oh. 5 kg 0,6. Mamma mia. Bella stella. Vedi che è un salmone, vero? Eccoci qua, appena passate le 4, non mi mancava per niente una sveglia così presto, ma alle 5 c'è il picco di alta marea, una situazione molto interessante. Siamo tornati, anzi sono tornato nella spiaggia dove tutto è iniziato, sotto casa. Una situazione interessante, ho alla mia destra un'uscita d'acqua dolce e davanti un porto che mi protegge dalle onde più alte. Ieri ha piovuto tutto il giorno e questa mattina una scaduta improvvisa, l'acqua ancora torbida, un po' increspata. Molto bene, il cielo è coperto anche se è buio, non si vede. Farò le prime ore e poi uscirà l'alba e andrò a lavorare. Veramente un'alzataccia, speriamo di chiudere il cerchio dove tutto è iniziato, amici. Si parte. Eccoci qua, primo check, 5,5. Una pioggerellina leggera sopra di noi, giusto per aumentare un po' la difficoltà di questa mattina. Terminali perfetti, cefaletto ancora vivo, rilanciato immediatamente senza cambiarlo. Mi farò un'altra oretta, spero che la luce non esca fino all'ultimo, fino alle 7:30. Per il momento tutto tace, situazione molto interessante, pioggia, mare leggermente crespato, acqua torbida e si continua. Incrociamo le dita e speriamo che adesso che abbiamo superato il picco di alta marea si faccia viva finalmente la regina. Quando pesco col vivo ho sempre con me la mia Speedmaster, una telescopica 250 grammi che mi permette di fare qualsiasi cosa, molto veloce da montare, pronta all'uso. Uno Shimano che per me è sempre al numero uno in fatto di meccanica, affidabilità, 0,40 di nylon e 0,40 di terminale fluorocarbon. Eccoci qua, ultimo check, sono le 6:30. Un mare interessante perché pioggia va e viene, invece di scendere sta venendo incontro una perturbazione che sta increspando ancora di più il mare. Adesso siamo distanti dal picco di alta marea, andremo incontro invece al cambio di luce, un'altra situazione molto interessante, anche se siamo su un basso fondale, di conseguenza bisogna stare molto vigili e incrociare le dita. Sono le 6:30, tirerò dritto fino alle 7:30, dopodiché si andrà al lavoro. Alle 4:30, parte alle 7:20
questo bolide gigante. Grande! Grande! Cazzo bello. Io c'ho un 44, Guarda. un salmone. Bravo, sembra un salmone veramente. Aspetta che capazzo. 5 kg 06. Mamma mia. Bella stella. Vedi che è un salmone veramente. Eccoci qua. Tante notti, tante mattine, tante serate, tante giornate a fare cefaletti a sveglie allucinanti, tante serate, tanti spostamenti, tanta acqua, tanto freddo e finalmente un immenso sogno si realizza. Era 3-3 il vecchio record, adesso lo puntiamo a 5. Sveglia alle 4 meno un quarto, parte alle 7 e un quarto questo ragazzo gigante, preso in spiaggia, cefaletto, vedo la canna che si spiomba completamente, ero ormai sotto, un sogno che si realizza veramente. Senza parole, tantissimi sacrifici fatti, ma poi finalmente il sogno si realizza. Continuate a iscrivervi al canale, continuate a seguire i vostri sogni, perché ogni tanto i sogni si realizzano.